Bentrovati, eccoci pronti per una nuova puntata di questo spazio dedicato ai diritti dei cittadini, insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, che saluto subito. Grazie avvocato. Grazie a voi. Anche oggi cercheremo di illustrare le novità che ci sono, che sono maturate anche in quest'ultima settimana. Iniziamo dal reddito di cittadinanza. La scorsa settimana abbiamo avuto diverse telefonate di persone che hanno detto rispetto alla prima erogazione abbiamo avuto una decurtazione sulla seconda erogazione, volevano sapere i motivi, c'era anche il dubbio sulle cose che si potevano o non potevano acquistare proprio con la carta del reddito di cittadinanza. Forse facciamo prima a dire le cose che non si possono acquistare, Sì, forse è meglio. Sì, anche perché queste modalità di spesa del reddito di cittadinanza, sia sul sito dell'INPS che sul sito del Ministero Economia e Finanza, quindi sul sito del MEF, sono spiegate esattamente tutte le cose che non si possono fare e in modo un po' più generico quello che si può acquistare. Il reddito di cittadinanza, quindi, a parte la piccola percentuale che è 100 euro di base per tutti coloro mensili che possono prelevare in denaro contante mensilmente, e poi abbiamo detto che ci sono dei moltiplicatori che fanno riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, per cui questa cifra può aumentare fino a 150 euro, può aumentare, però di base è 100 euro. A parte questo sommo in denaro contante, sappiamo benissimo che non si possono acquistare alcolici, però anche qui devo aprire una parentesi: è ammesso l'acquisto del vino, della grappa no. Quindi superalcolici no. Superalcolici no, però diciamo ecco che Cioè, se la uno va a fare la finalità spesa non al si comprende supermercato, bene, però insomma questo è. Non si possono comprare beni voluttuari, per cui sappiamo benissimo che si può andare in farmacia ad acquistare farmaci o parafarmacia per acquistare i prodotti di parafarmacia che non sono esattamente farmaci. Non si possono comprare né nell'uno né nell'altra parte, quindi farmacia e parafarmacia, prodotti di bellezza. Questo non si può fare. Non si possono effettuare acquisti online, quindi classici portali dove si può comprare qualche cosa. Non si può usare la carta del reddito di cittadinanza, a meno che però si può acquistare, fare acquisti online se il bene però viene materialmente ritirato presso diciamo, il negozio che è nella città di residenza. Ovviamente non si può fare alcuna spesa all'estero, perché praticamente la ratio della legge istitutiva è quella di incominciare a produrre circolazione di denaro all'interno dello Stato italiano. Sono assolutamente vietato qualsiasi tipo di arma, qualsiasi tipo, l'abbiamo detto prima, di gioco non è possibile. Si può... sì, tra poco lo diremo. Intanto abbiamo già una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama, signora? Buongiorno, sono Angela di Soriano. Benvenuta, signora, prego. Volevo fare una domanda all'avvocato. Eccolo, sta ascoltando, vero avvocato? Molto Prego. attento. Buongiorno avvocato mio, buongiorno. Ascoltate un po', io ho fatto la domanda di accompagno di mio marito. Sì? Gli hanno fatto la visita all'INPS e gli hanno dato il 100%. Io poi ho fatto il ricorso. Il ricorso è andato bene e adesso mio marito prende l'accompagno e tutto. Adesso dovrebbero mandare gli arretrati, però ascoltate un po', l'avvocato del giudice, lì non so che cos'è, mi ha cercato una cifra per pagare per quello che ha fatto. È giusto che io lo devo pagare o lo paga l'INPS? Deve pagare l'avvocato, questo insomma, con gli arretrati che prende suo marito deve dare una parte all'avvocato per la parcella, credo, insomma, credo ci sia la parcella dell'avvocato. Allora, il patto quota lite è vietato.
per cui una cosa è distinguere la prestazione professionale, un'altra cosa, non so che cosa c'entri gli arretrati con il pagamento del legale, del quindi, legale, quindi non, è una cosa diversa, cioè la parcella sì, ma non con... non c'entra assolutamente nulla. Se abbiamo capito bene, se... È ovvio che il risultato influenza anche sull'onorario, ma immagino che prima la signora si sia relazionata con questo legale. C'è tutta una serie, quando si accetta un incarico legale, sono anche le spese che si devono sostenere. Sì, c'è tutta una serie, ecco, di accorgimenti per legge, ecco, che devono naturalmente andare a reggimentare i rapporti fra legale e cliente. Però questo più che altro... Scusate avvocato, io l'avvocato non l'ho mai sentito, sono rimasta tramite il patronato. Il patronato l'altro giorno mi ha chiamato, mi ha detto: vedete che l'avvocato vi vuole parlare. Siamo andati e l'avvocato mi ha detto: vedete, io ho fatto quello che dovevo fare, disse: a me mi aspettano 1.500 euro, è giusto che io devo darglieli. Guardate, il patronato, quando voi avete avuto accesso, vedete che quando avete fatto, cioè avete sottoscritto, avete dato una procura sicuramente per agire, perché altrimenti avete questo firmato legale, qualcosa, signor? questo legale non poteva andare in tribunale e praticamente No, anche... noi non abbiamo firmato niente col patronato, abbiamo fatto la visita tramite il CTU, il medico qui che viene non so dove, dall'INPS, di dov'è. Sì. Ecco, e ha fatto la visita. E dopo un anno hanno riconosciuto mio marito che è invalido, gli hanno dato l'accompagno. Quindi la signora... Ma voi avete fatto, cioè siete andati in tribunale o non c'è stata questa fase? Cioè da quando... No, è andato solo l'avvocato, io non sono proprio andato in tribunale. E quindi vi sto dicendo, per andare in tribunale, per voi, per essere rappresentata, c'è bisogno da parte del legale di un mandato, cioè altrimenti il legale a chi rappresenta in tribunale se non già la procura scritta classica, certo, che si dà, se no a chi rappresenta. Per cui secondo me dovreste prima acquisire le copie di quello che c'è stato, perché sicuramente senza mandato non si può andare, ecco. Certo, deve essere incaricato. Ecco, ma questo... l'incarico è solamente per iscritto, quindi diciamo... sicuramente la signora l'avrà incaricato, altrimenti l'avvocato non ma sicuramente, ma no, non sicuramente, obbligatoriamente e anche per iscritto l'avrà, quindi la procura in calcio a margine dell'atto che ha redatto questo legale sicuramente esiste, perché altrimenti non poteva andare a interloquire, ecco. Allora è giusto che devo pagarlo, avvocato? Tramite no, non è, allora, non è, voi dovete semplicemente, voi il giudice, quindi c'è stata un'opposizione, vi spiego com'è tecnicamente in modo che voi avete anche un parametro. Ci sarà stata sicuramente non un riconoscimento totale a seguito della visita che è stata fatta alle commissioni sanitarie di prima istanza. Voi avete chiesto che ci sia l'indennità d'accompagnamento, magari la prima istanza ha riconosciuto il 100%, però non il diritto all'accompagnamento, quindi non ha riconosciuto l'articolo 3,3 della legge 104 che abilita, diciamo, che accerta lo stato di grave handicap, e quindi c'è il 100% che è il presupposto per avere l'indennità di accompagnamento. Sicuramente non vi è stata riconosciuta l'indennità d'accompagnamento e voi avete impugnato tramite il patronato, questo legale, questo verbale davanti al giudice del lavoro e previdenza competente per territorio. Sì. Perfetto. All'esito il giudice, diciamo, manda agli avvocati delle parti una sua, diciamo, un provvedimento che sarebbe poi l'omologa, emette una sua valutazione e concede alle parti 30 giorni per esprimere il dissenso,
cioè se qualcuno non è d'accordo su quello che il giudice andrà poi a omologare, esprimerà il dissenso. Dopodiché, se nessuno ha espresso dissenso, si omologa questa decisione, questa valutazione del giudice, che suffraga naturalmente, è suffragata da quello che il consulente d'ufficio nominato dal giudice, visitando la persona interessata, diciamo, ha detto sì, questa persona è in stato di grave handicap, per cui ha diritto anche all'indennità di accompagnamento. Lì sono liquidate anche le spese legali. Quindi cioè la signora... Perciò dico alla signora che comunque deve raccogliere un po' di dati, ecco, deve raccogliere, quindi non è devo pagare o meno, voi dovete raccogliere e dovete andare a vedere quello che sono le carte. Quindi nell'omologa c'è scritto che le spese per l'avvocato, le spese legali ammontano a tot, sì. Questo insomma lo spieghiamo in maniera molto... Tenete presente che però la legge riguardo i compensi professionali dell'avvocato, i compensi sono sempre dovuti indipendentemente dalle statuizioni giudiziali. Okay. Quindi ci sono dei parametri di legge, addirittura alcune statuizioni giudiziali compensano le spese, cioè non liquidano nessuna spesa, e quindi ecco, indipendentemente dalla valutazione sulle spese fatte dal giudice, sono dovuti, ma in modo indipendente. Certo. Quindi... Ascoltate un po', avvocato, e io come devo fare per sapere... Molto semplicemente, voi raccogliete, diciamo, questa documentazione e poi, come sempre, avete il consiglio dell'ordine, degli avvocati, del luogo dove voi naturalmente c'è stata questa vicenda giudiziaria, e praticamente là ci sono tutta una serie di figure professionali, avvocati, che vi danno tutta l'assistenza che volete, soprattutto quando si tratta di interpretazione o meno, di richieste o meno riguardo una vicenda giudiziaria, per cui avete la tutela massima di legge giuridica e quindi potete accedere liberamente. Certo, io credo il dubbio della signora, dice io sono andata attraverso il patronato generalmente è gratuito. Sì, ma il problema è che la signora ha esordito dicendo ho preso tot, devo dare questi patti Forse abbiamo capito male noi, sì, probabilmente. ha detto in questo modo, ma questi patti non sono... No, aspettate un po', a me mi ha telefonato il patronato e mi ha detto vedete che l'avvocato vi vuole parlare. Sì, infatti noi siamo andati il giorno dopo è arrivato l'avvocato, ha detto vedete io ho fatto la cosa per la compagno, gli è stata accettata, però mi dovete dare a me 1.500 euro. Allora bisogna vedere che cosa c'è scritto poi nella ma sentenza del non giudice. Percentuali eccetera eccetera, perché diciamo bisogna vedere se lei io ritengo che tutto debba essere svolto nella massima legittimità, per cui vi invito, se ci sono queste problematiche, interessate il Consiglio dell'Ordine, degli avvocati, del luogo dove c'è il tribunale, dove avete, del foro, quindi del tribunale dove voi avete vissuto questa vicenda, dove si è iniziata e terminata questa vicenda giudiziale. Ma in modo molto veloce, perché a chiamata d'appuntamento, sarete ricevuta dal Consiglio dell'Ordine. C'è tutta una figura di persone, di figure istituzionali che sono al servizio proprio di questo, quindi non è un caso eccezionale il vostro per avere delucidazioni e spiegare proprio questi fatti e trovare anche, diciamo, una giusta, legittima composizione, perché mi sembra che ci sono proprio la comunicazione non è stata delle migliori, col patronato e poi con la fase assolutamente, non è stata... L'INPS paga l'avvocato lì, l'INPS? Le statuizioni giudiziarie, lì c'è in questo provvedimento che è l'omologa di quello che è stato detto, fatto nella causa, c'è anche la liquidazione giudiziale.
Quindi la signora dice, ma i soldi glieli devo dare io oppure glieli dà l'INPS poi all'avvocato? Forse questo vuole sapere, se c'è Allora, nell'omologa... la condanna alle spese è quella che liquida il giudice, eventualmente può anche compensare. La legge istitutiva riguardo i compensi professionali recita espressamente che questi sono dovuti indipendentemente dalle statuizioni giudiziali, perché i parametri, se diciamo una controversia è stata molto lavorata, di particolare difficoltà e tanti altri parametri ci sono. Ovviamente bisogna vedere che interlocuzione c'è stata, che accordi sempre nei parametri di legge che si sono diciamo forse bisognava intervenuti. dirlo prima alla signora. Se non sono intervenuti proprio, per cui quando c'è veramente dissenso su queste voci, Consiglio dell'Ordine. Molto semplice, con anche fruibilità diretta da parte del cittadino. Va bene signora, allora... Va bene. Ma con molta velocità, nel senso che non dovete, non perderete tempo per interloquire col Consiglio dell'Ordine e avere a disposizione naturalmente le figure. Prossima settimana la signora ci farà sapere. Ma certo, si mette in contatto subito, certo. Va bene signora, grazie. Bene, grazie. Chiaramente allora, la aspettiamo prossima settimana settimana, così vediamo certo. che cosa è venuto fuori. Allora, torniamo sul reddito di cittadinanza, stavamo dicendo un po' le cose che non si possono acquistare, insomma più semplice. Poi molte telefonate abbiamo ricevuto anche durante la settimana, proprio i dubbi delle persone, di chi usufruisce del reddito di cittadinanza, dice ma io posso acquistare questo o quello, oppure basta andare tranquillamente sul sito, ci sono tutte le cose che non si possono acquistare. Tutte le cose che non si possono fare, sicuramente, e quindi, siccome sappiamo benissimo che con il reddito di cittadinanza possiamo acquistare tutti i tipi di generi alimentari, tutti quanti, piccoli elettrodomestici, abbigliamento, calzature, possiamo pagare rata di mutuo per chi ha acceso un mutuo, rata di locazione per chi è in locazione, quindi quello lo possiamo pagare direttamente perché possiamo fare un bonifico al mese, quindi pagare uno o pagare l'altro, quindi se abbiamo acceso un mutuo, rata di mutuo, se abbiamo un contratto di locazione, sempre prima casa naturalmente, il contratto di locazione lo possiamo fare. Lì praticamente i prodotti assicurativi non entrerebbero, però non sono espressamente vietati. Il bollo auto non entra, però non è espressamente vietato. Quindi è vero che si ha una percentuale mensile, le famose 100 euro fino a 150 che sono prelevabili in contanti, però non è la stessa cosa del pagamento con la carta reddito di cittadinanza. Ricordiamo che ogni operazione che facciamo con soprattutto il prelievo, ecco perché a chi è interessato il prelievo se lo fa in un'unica soluzione e anche per quanto riguarda abbiamo una telefonata. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Reggio. Da Reggio, benvenuta, prego. Grazie. Volevo fare una domanda all'avvocato. Eccolo. Pronto, avvocato? Ditemi, signore. Volevo dirvi che io è da 2 anni che ho fatto una causa e non mi hanno mandato l'omologa della sentenza. Una causa? Da 2 anni che ha fatto... Ecco, c'è stata una sentenza? Sì. E non le hanno mandato? Ma previdenziale? Ma è previdenziale? Previdenziale, che tipo di causa, signora? Sempre per la pensione, io ho già le pensioni. Sì. Siccome ho una pensione di malattia. E adesso abbiamo fatto una domanda che ha 2 anni e mi hanno chiamata a vista, mi hanno dato l'85% per fare almeno un tesserino, perché io già ce l'ho la pensione.
E adesso questa monogama non me la portano mai, non lo so cosa devo fare. Dopo 2 anni mi pare un po' troppo. Ma che lei ha fatto ricorso forse la signora? Avete fatto un ricorso perché per No, l'accesso... abbiamo fatto un'altra domanda per una pensione, quella del 100%, però non me l'hanno dato, me l'hanno dato l'85%. E avete impugnato? Ma però mi ha chiamato anche il medico legale, però non mi mandano mai questa sentenza. Guardate, per questo problema dovete semplicemente rivolgervi, diciamo, al legale che vi ha infatti assistito. mi sono rivolta, non mi fa niente. No, non mi fa niente, dovete... Allora, sicuramente se è andato in tribunale... Se andate in tribunale a nome vostro, sicuramente la parte accede ai dati che sono nella cancelleria previdenza del tribunale dove voi risiedete, infatti, per cui potete acquisire direttamente notizie sullo stato della causa. E allora l'avvocato mi dice che devo aspettare, ma io ho 2 anni che aspetto. Guardate, poi dipende da tribunale a tribunale, nel senso che se ci vogliono i rinvii da un'udienza all'altra, o ci sono stati degli indoppi, o il consulente ha chiesto una proroga del termine per deposito della Però, perizia. avvocato, io senza di questa sentenza non neanche il tesserino mi fanno. Senza questa sentenza, dice, lei aspetta il tesserino con l'85% sì, di però validità. allora, bisogna capire esattamente qual è il problema. Quindi se è un problema, il molto tempo passato è dovuto a cause proprio di troppo contenzioso in quella sezione del Tribunale di Reggio Calabria, se non sbaglio, che è la signora, allora o avvocato o non avvocato, cioè non si può fare niente, perché se i rinvii sono a 1 anno, a 1 anno e mezzo, c'è bisogno di un supplemento, di qualche cosa... Adesso luglio fa 2 anni che ho fatto luglio è 2 anni, guardate... Ma ci sono scadenze, avvocato? No, una volta che la causa è pendente, la prescrizione non decorre mai. Quindi statevi tranquilla per questo. Ci sono alcuni tribunali che dopo 2 anni... Siccome, avvocato, pago tutte le medicine, mi hanno detto con l'85% vi stavo dicendo che dopo 2 anni in alcuni tribunali la causa ancora deve nascere, è ancora bambina piccolina, quindi non è ancora matura. Per il cittadino 2 anni sono dei tempi biblici, chiaramente. Per 2 anni sono, sì, capisco benissimo, però bisogna sempre andare a individuare qual è il problema. Quindi... Allora, signora, continui insomma ad andare dal legale, chiaramente. Sì, ma o al tribunale si fa copia dei verbali, poi da lì si comprende benissimo il perché. Cioè la signora può andare in cancelleria al tribunale? Può andare come tutti, sono uffici pubblici, per cui la parte può accedere tranquillamente all'incartamento processuale. Quindi signora può farlo anche lei, insomma. Va bene, grazie avvocato, la ringrazio. Grazie a lei signora, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con voi. Che davvero ogni settimana in tantissimi ci seguite. Allora concludiamo il discorso sul reddito di cittadinanza. Abbiamo detto un po' le cose che non si possono comprare, quindi è bene stare attenti, magari andare sul sito, verificare. C'è l'ISE attuale, ne abbiamo parlato l'ISE corrente, ne abbiamo parlato diverse volte, adesso c'è qualche novità, avvocato, noi eravamo rimasti a settembre, sarebbero arrivati i software per tutti i CAF, adesso c'è qualche novità? Sì, stiamo assistendo che praticamente quasi quotidianamente cambiano le norme, quindi dal 1° settembre 2019 l'ISE corrente si può fare in tutta Italia, benché in molte parti d'Italia, tranne la Calabria,
se non alcuni CAF già lo fanno, si può fare l'ISEE corrente, perché sappiamo la problematica, perché chi va adesso a richiedere l'ISEE c'è il reddito del 2017 con grossissime disparità e non fotografa la veramente realtà socio-economica della famiglia. E quindi per fare l'ISEE corrente dal 1° settembre 2019 è stato licenziato pochi giorni fa il decreto crescita. Nel decreto crescita è stato inserito anche un allargamento della platea per usufruire del reddito di cittadinanza. Questo allargamento in che cosa consiste? Adesso è possibile, se dal 2017, fotografia che si fa ora se uno va a chiedere l'ISEE, se dal 2017 il nucleo familiare ha avuto un decremento del reddito pari o superiore al 25%, può richiedere l'ISEE corrente, ovvero se uno dei componenti, il nucleo familiare, ha perso il lavoro o lo ha perso da almeno 12 mesi, può chiedere l'ISEE corrente. E la cosa importante è che questa deroga che è stata licenziata col decreto crescita dice è discrezione di chi chiede l'ISEE scegliere la formula migliore, cioè vuoi fatto l'ISEE sulla diminuzione del 25% o sul fatto che hai perso solo, te la vuoi fare solamente dell'ultimo anno, perché ci può essere differenza, diciamo. Sì. Si dà la possibilità, insomma, che dal reddito del 2017 lo si fa perché il 25% in meno si ha di reddito dal 2017, che potrebbe essere somma diversa dal fatto che uno dei componenti perde il posto di lavoro negli ultimi 18 mesi. Quindi, cioè, qual è che ti conviene di più? Si dà la scelta, è comunque legittimo uno o l'altro, però in questo modo capiamo bene che si allarga e anche coloro che sono in mobilità in deroga o hanno degli ammortizzatori sociali, benché percepiscono quell'indennità, comunque partecipano al reddito di cittadinanza, mentre invece prima, col reddito 2017, c'era tutta una fascia di popolazione che era esclusa, quindi adesso si allarga e il richiedente, sperando in un ausilio dei CAF e dei patronati, potrà scegliere dell'una o dell'altra qual è migliorativa per lui, sempre legittime l'una e l'altra, per richiedere il reddito di cittadinanza. Bene. Per cui sicuramente dal 1° settembre qualcuno, dal momento che il decreto crescita è immediatamente in vigore, subito, e già questo, diciamo, i decreti attuativi sono già stati esplicitati, se qualcuno può darsi che già incomincia a farlo, ecco, l'ISEE corrente. L'ISEE corrente, magari a qualcuno è arrivato il software perché non. Sì, però bisogna che si faccia spiegare un po', ecco, speriamo nella collaborazione degli intermediari, cioè CAF, patronati, di dare spiegazioni ai cittadini. Sì. Davvero ci sono tanti cittadini che aspettano, spesso che aspettano e non possono percepire perché nel 2017 c'era una situazione economica naturalmente molto diversa da quella attuale, certo. Quindi non entrano per questo motivo qua, però adesso si è allargata finalmente. Certo, bene o male. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Volevo chiedere qualcosa all'avvocato. Da dove ci chiama intanto? Da Cosenza. Da Cosenza, benvenuta. Grazie, bentrovati, buonasera avvocato. Dunque, volevo sapere se posso richiedere al mio amministratore i contratti di alcuni ragazzi che vengono ospitati nel condominio dove abito io, perché gliel'ho già chiesto una volta, mi ha detto che non me li può far leggere questi contratti perché ci sono dei dati sensibili. Ma io vorrei sapere, oscurando i dati sensibili, io posso avere l'accesso a questi contratti? Ma è un appartamento condominiale? Sì, è un appartamento nel mio condominio. E allora, siccome... Il figlio, chiedo scusa, il figlio della proprietaria ha un'agenzia che No, cioè il condominio
è proprietario di un appartamento che ha locato a ragazzi? Oppure questa è un'unità immobiliare in proprietà a un proprietario come voi, insomma? Cioè, di chi è questo appartamento? Di chi è questo appartamento dove ci stanno questi ragazzi? È di proprietà condominiale o è di proprietà privata? Di chi è l'appartamento? l'appartamento? Questo appartamento è di proprietà di una signora nel mio condominio. Privato, il figlio però ospita, lui perché ha un'agenzia di non so che cosa, dei ragazzi che vengono anche dall'estero, persone che vengono. Io vorrei sapere, prima, se posso avere copie di questi contratti. Se si tratta di più contratti, si può ritenere questo, non lo so come chiamarlo, un fittacamere? Innanzitutto, allora non tutti, cioè il cittadino ha potere di conoscere gli atti, però non è un potere illimitato. Prima cosa di tutto l'interesse ad agire e poi la legittimità. Che cosa significa? Voi non potete, nei termini in cui vi sto per dire, innanzitutto... Non mi sento bene, avvocato, un allora, la voce. Io alzo forse il microfono. Il microfono, alziamo il Mi microfono. sentite? Adesso sente l'avvocato, signor? Mi sentite? Allora, per quanto riguarda la proprietà privata, è ovvio che voi non potete, il proprietario non vi deve far conoscere assolutamente nulla di a chi loca il proprio appartamento. Cosa diversa è dal punto di vista amministrativo, cioè se voi ritenete che in questo appartamento sia un B&B non autorizzato dal condominio e quindi attività commerciale dove c'è un condominio, soprattutto di natura contrattuale, che vieta espressamente che le proprietà private possano essere adibite ad attività commerciali, allora lì è da un punto di vista amministrativo, ma amministrativo nel senso che potete anche interessare le autorità amministrative e non solo, quindi fuori dall'amministrazione condominiale. Però questo è, per cui se voi dite afficca... Il contratto privato non lo le può nuove regole condominiali vietano il fittacamere, io volevo non le nuove regole, dovete vedere il vostro regolamento condominiale. È vietato dal mio regolamento anche prima che uscissero le nuove regole condominiali 2012-2018. Sì, ma o vecchie o nuove, se è permesso, se non è permesso no, quindi è sempre poi l'assemblea condominiale che decide cosa si può fare o cosa non si può fare in condominio. Però diciamo che nel vostro fabbricato condominiale è assolutamente vietato l'attività di affittacamere. Però lui, l'amministratore, ha detto che questo potrebbero essere dei, come si chiama, dei fitti brevi. Però io volevo fare un altro ragionamento, avvocato. Se sono locazione più breve. Locazione breve. Sì. Se sono però più contratti, che non è un contratto unico perché i ragazzi vengono da più nazioni, si può definire questa locazione fittacamere? Che è vietato? Allora, guardate, la pluralità... Con uso di cucina, bagno e tutto. No, vabbè, ognuno, guardate, poi bisogna entrare nel merito, perché se ci sono delle locazioni brevi, ripetute, sempre le locazioni brevi sono, se poi uno le vuole intendere però non è che uno ha di proprio arbitrio, come se fosse fittacamere. Allora, fittacamere hanno tutta un'altra norma, innanzitutto il fittacamere non ha già un contratto. Se questi sono contratti di locazioni brevi che devono essere però sottoposti a registrazione, si parla di locazioni brevi. Quindi il fittacamere lascia la ricevuta ed è questo, quindi il regime fiscale cambia e tutt'altro, per cui non facciamo confusioni. Se vedete che c'è molta gente, ci saranno persone che ricevono molto, però questo non ci abilita a dire fittacamere, cioè fittacamere è un conto. Locazioni brevi e un altro hanno un regime fiscale amministrativo totalmente differente, per cui assolutamente non si può dire ci va molta gente, si può interpretare, non si interpreta, bisogna andare a vedere. Naturalmente questo andando a dire
all'amministratore a denunciare il fatto, di andare a controllare sempre nei termini di legge naturalmente, che non si facciano dentro gli appartamenti condominiali delle attività vietate dal regolamento di condominio, questo è un conto, però e questo è. Se si ha, come capita sempre, che all'interno di un'unità immobiliare, di un fabbricato condominiale, si ha sembra che ci siano movimenti molto sospetti durante le ore notturne e anche diurne, naturalmente lì si andranno a fare le apposite denunce presso gli organi, eccetera, eccetera, perché naturalmente all'interno di un'unità immobiliare, indipendentemente se c'è molta gente o meno, eccetera, eccetera, non è detto che ci siano contratti in violazione alla legge, che ci siano attività che sono in violazione a norme di legge, per cui sicuramente attenzionare se si fa, ma è fermo lì, quindi il fatto che ci vanno persone, non può il privato andare a verificare tu che cosa fai. Sicuramente se c'è un'attività commerciale, però bisogna averne le prove, no? Quindi naturalmente, ma è molto semplice verificarlo se si è aperta un'attività di affittacamere, c'è la Camera di Commercio, che c'è una partita accesa, insomma sono delle ricerche che se uno un po' fa... Questo signore prende dei finanziamenti europei. Signor, quindi fate una denuncia, però fate una... Allora, se voi ritenete... Se ma non una denuncia, se voi ritenete... ritenete, ma l'amministratore non è la longa manus dei condomini, non è che se voi volete denunciare un condomino andate dall'amministratore, fatelo voi, cioè ognuno è personale. L'amministratore li copre, ecco perché io volevo leggere questi contratti. Allora, non potete farlo in questo modo, ovviamente. L'amministratore esegue le delibere condominiali, esegue la volontà dell'assemblea condominiale. L'amministratore fa questo, punto. È un esecutore della volontà dell'assemblea di condominio. No, deve fare questo. Quindi non è, vi ripeto, la pistola, la spada dei condomini, assolutamente no. Cioè, se voi ritenete che ci siano delle condotte non molto lecite da parte di qualcuno, voi, per senso civico, dovete andare a denunciare questi fatti. Li potete denunciare senz'altro anche all'amministratore, come notizia, perché vi sembra, però se avete acquisito che anche prende dei finanziamenti europei, che ne sapete che vengono spesi in un'attività non autorizzata all'interno del... non lo so. Sicuramente non può vedere i contratti la signora. Cioè non può vedere i contratti, ma anche tutte queste notizie non ci dicono assolutamente nulla. Uno prende dei finanziamenti europei, ma perché sono finalizzati ad un'attività in quell'appartamento. Cioè Sì, ospita studenti, persone che cercano lavoro, insomma è una società di tutto fare, diciamo. Io vi consiglio, se avete questi dubbi, sicuramente noi sappiamo che tutti i contratti locativi, poi deve essere fatta la segnalazione alla questura perché deve sapere la popolazione come si muove, no? La questura. Se avete tutti questi dubbi potete senz'altro andare a far raccogliere queste notizie che voi avete alla questura. Sicuramente saprà poi se hanno interesse queste notizie che voi darete e provvederà poi la questura quindi a verificare se ci sono delle attività. Il singolo condomino si ha un sospetto, un dubbio, certo. non deve essere l'amministratore, cioè non deve essere per forza investito l'amministratore, cioè giusto per rispondere alla signora. Quindi se il condomino ha un sospetto, un dubbio, ci sono gli organi competenti esterni quindi, che possono fanno, quindi verificare. Non si ha qualcosa di immediato, diretto, perché naturalmente poi... Certo, poi tutto si blocca alla porta d'accesso. Posso fare. Grazie. Grazie a lei. Mille, buonasera. Torniamo al reddito di cittadinanza, c'è anche avvocato, c'è il problema di chi percepiva la carta REI che poi è passata al reddito di cittadinanza. Sì, moltissimi si sono visti praticamente decurtare la somma
che hanno percepito il mese precedente a titolo di reddito di cittadinanza. E le informazioni riguardo alle difformità e irregolarità che ci possono essere per quanto riguarda la carta reddito di cittadinanza si possono fare o tramite il CAF, ma presso tutti gli uffici postali c'è sempre uno sportello dove vengono, diciamo, chiarite, perché ricordiamo che la carta reddito di cittadinanza è riempita e caricata dall'INPS. Questo per quale motivo? Quindi rispondiamo alla telefonata. La risposta, poi e quindi praticamente allo sportello INPS bisogna dire esattamente perché. In questo caso i percettori di REI adesso stanno recuperando i soldi che chi percepiva il REI non l'ha dichiarato perché, ricordiamo, con l'ISEE avevamo la situazione socio-economica di 2 anni prima, e adesso lo stanno andando a recupero di quei soldi percepiti a titolo di carta REI. La carta REI, nel momento in cui è stato approvato il reddito di cittadinanza, cessa automaticamente. Dai controlli che effettuano, quindi l'anagrafe tributaria, vedono che comunque il soggetto ha percepito prima soldi a titolo di carta REI e adesso incomincia a trattenere delle somme. Le poste danno risposte appunto verbali. Per avanzare ricorso allo sportello delle poste bisogna andare a chiedere praticamente il modulo per avere la risposta su quella pratica di reddito di cittadinanza per iscritto, in modo che si impugna quell'atto, altrimenti rimane verbale. Certo. L'abbiamo sempre detto, bisogna sempre farsi mettere le cose per iscritto perché altrimenti non possiamo impugnare qualcosa che ci dice. Ha detto l'impiegato, non l'impiegato assolutamente no. Bene, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Crotone. Benvenuto, prego. Grazie, niente, vorrei rivolgere una domanda all'avvocato. Vorrei sapere se un invalido con accompagno al 100%, a quanto ammonta il reddito per avere diritto al reddito di cittadinanza? Allora, non funziona proprio così, cioè un invalido al 100% avrà l'indennità di accompagnamento. Ha fatto domanda per avere il reddito di cittadinanza, giusto? Sì. Ecco, sì, vorrei sapere quant'è la soglia che non devi superare. La soglia che non si deve superare. È singolo o in un nucleo familiare? Sono singolo, sono morti i genitori, sono rimasto singolo. Oh, allora, 6.000 euro di valore mobiliare e non più di 6.000 euro reddito ISEE. Quindi bisogna fare... quello non ce l'ho il reddito. Non arriva al 6.000 euro di reddito ISEE? Ha fatto già il caso? Perché l'accompagnamento non penso che fa reddito. Allora, voi avete fatto l'ISEE? Sì. Avete più di 6.000 euro? No. Perfetto. Avete il valore mobiliare? Avete libretti? No, niente. E allora recatevi al CAF e fatevi... perché anche seguendo la vostra trasmissione, che io sono uno che segue attentamente, ho sentito che, essendo invalido non al 100%, come dire, la soglia che non può superare aumenta, no? È questo è quello che vi ho detto, la soglia è questa. Se all'interno viene aumentato, se c'è all'interno del nucleo familiare un minore che, poverino, è portatore di handicap, per cui viene aumentata, sono io l'interessato, quello che sono viene aumentata la soglia ISEE, cioè si può sforare di più, si può. Invece in questo caso rimaniamo sui 6.000. In questo caso mi sembra che voi siete nei limiti dei 6.000 euro ISEE e non avete valori mobiliari, quindi valori, gioielli, soldi, eccetera, eccetera, dichiarati superiori a 6.000 euro e potete fare la domanda. Il quantum, cioè quanti soldi voi prenderete, c'è sul sito dell'INPS il simulatore. Chi ha interesse
va a mettere praticamente il reddito, cioè tutto quello risponde alle domande che fa questo simulatore, e praticamente poi c'è una simulazione. Vi dice là quanto più o meno... Una volta che viene accettato dall'INPS è a posto. Vi arriverà poi la carta. Una volta che vi viene accettata, praticamente nell'arco di 20 giorni, 25 giorni dovreste avere la prima ricarica. E una volta che è accettato, dico, poi è a posto, non ci sono altri problemi che richiedono altre cose? Una volta che è accettata, è accettata. Una volta che invece ve la respingono, è respinta. Cioè, è ovvio, no? Una volta che è accettata... Avvocato, andate avanti sempre, che fate bene, che ci chiarite tanti punti. Grazie, grazie sempre a voi che ci seguite. Grazie a voi e buona serata. Grazie, grazie davvero a lei e a tanti telespettatori che ci seguono, come dicevo prima, davvero in tantissimi in tutte le settimane. Allora, su questo il problema della carta REI, insomma, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. E ci saranno molti ricorsi, perché siccome a tappeto sappiamo benissimo, prima di questa misura reddito di cittadinanza, praticamente diciamo, il beneficio che si poteva dare alle persone singolo o nucleo familiare che aveva difficoltà economica era praticamente il reddito di inclusione, quindi il REI, la carta REI, che a seconda della composizione mensilmente si avevano delle somme di denaro. Adesso stanno praticamente facendo questo calcolo, cioè l'ISEE ci dà una fotografia di 2 anni prima. Se uno ha percepito la REI, come sappiamo la REI 12 mesi, quindi prima, praticamente si trova fuori da dichiarazione ISEE, magari 0, però dopo aver percepito la prima mensilità di reddito di cittadinanza si va a controllare e si vede che praticamente non lo aveva dichiarato, ma sappiamo benissimo che se non c'era l'ISEE corrente, come si faceva? Purtroppo è sempre lì il problema. Noi ci dobbiamo fermare, avvocato. Prossima settimana parleremo anche della precisazione dell'INPS per quanto riguarda i mutui per persone con disabilità. Ci sono delle precisazioni, non abbiamo più tempo purtroppo. Perfetto. Ne parleremo la prossima settimana. Grazie comunque come sempre per i preziosi consigli, e grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.